come si bello quando vado così. Signori, vi voglio scusare con tutte le persone che io conosco, con tutte le persone che mi vogliono bene. Purtroppo in questo momento non è che non voglio mandare salute, è che non ci riesco, non mi viene in mente all'improvviso. Però mi viene in mente il nome di Nunzio, Vitagliano e Immacolata. Salutone da Antonietta, Enrico e una presta guaricione per Frank. Ciao ragazzi, e fatevi sentire stasera, non vi stavo lasciando proprio sentire. Maculata, stasera non si può sentire Maculata, visto? Un saluto alla signora Cati Bernardi che ha mandato $20, grazie. Ancora grazie. Nicola Flocco che ha mandato altri $20, grazie. Grazie. Elio e Maria Capuano che hanno mandato $2.000, no, $200, no. $20. Poi a Mario e Pina e DJ Giulsa che si devono rivolgere a Nick perché deve gocciare $50. Nick Mazzolato. Ancora Esterina Cilipa che ha donato $50. Ancora Lina Zlobek, questa sarà sicuramente Slovacchia, questa signora, Slovenia, $20. Ancora volevo mandare un salutone, vi voglio ricordare ancora il 11, 12 e 13 novembre la grande sceneggiata I figli sono Piazze Gori che si farà al Whitwell Hall, come lo so dire io, a meglio maniera, Pen Hall ad Adelaide. Logicamente i biglietti trovabili fra una settimana, che lo sentite anche per televisione, presso tutte le agenzie BES. Vi voglio ricordare i nomi delle persone che faranno parte della sceneggiata. Da Napoli arriverà Stallone, il figlio di Stallone, Alfonso, e Gina Giordano. Ancora farà parte Tonino Carciulo, Donato Carciulo, Davide Caruso, Guido Coppola, Giovanni Silvestri, Dora Genito, Cinzia Dell'Iveri, Sabrina Pagnozzi e Anna Pala, che faranno parte della sceneggiata I figli sono Piazze Gori. Adesso vediamo un pochettino qua, vediamo qua, mi passi un pochettino il telefono, vediamo un po'. Pronto signora? Pronto signora? Pronto? Valentino Nesci, come state signor Valentino? Ecco, io adesso sto parlando proprio con voi, mi vedete in televisione? Ma hai visto che cosa bella che sta facendo la televisione italiana? Ecco, vi ringrazio moltissimo, vi ringrazio. E voi siete la nostra forza. Quando ci donate stasera? $50! Grazie signor Valentino, siete un amore, vi passo subito la telefonista, grazie. Signore, adesso potete telefonare, sto io qua, forza ragazzi, forza, fate squillare i telefoni ragazzi, amatevi, voletevi bene, venite sempre con me perché con me ci sta allegria, speranza, divertimento, ci sta un po' di tutto. Forza ragazzi, amicizia soprattutto, quella l'amicizia è la cosa più importante, l'amicizia. Un applauso all'amicizia ragazzi, Ecco, signor Minocchio, vedete un attimo qua, signor Mino Minor, ma mi sono bruciato. Signor Minocchio, lei è una persona molto gentile, veramente. Questa sera, no, vi dico la verità. Detto da un napoletano non serve niente. No, non dire così, no. È vero che un napoletano si dice larghe bocche stritte male, però io ti ho dato la mia amicizia veramente profonda, ti ho fatto capire, vabbè, vieni qua, no, vedi un po', tu di dove sei, Minotti, dove sei tu? Io? Sì. Sono da Careri. Tu sei di? Medea, provincia di Gorizia. Io sono di una provincia di Salerno, Pagani, ci siamo messi insieme, abbiamo fatto il trio dei scampanati. Mi si metto con bada su una dura, zumbaba, giù su una dura, non ce ne stanno, zumbaba. Alberta, Minocchiella sta l'uncella, mi si innamorare dall'aria. Signori, forza al telefono ancora, potete ancora telefonare un altro po', lasciaci stare 7-8 giorni ancora, no, non ti prego. Vuoi vedere? Vedi che si sto discussione di dopo. Signori, adesso davanti a Minocchio me ne dovete dare. Telefonato, signori, forza, Io vorrei dire a mia moglie a casa. Sì, prepara la salsa, ma venite a casa. Ecco, bravo. Questo, signora, stasera sarà un piatto, uno. Qua ti sei fatto una famiglia, minore. Una paura. Signore, per forza, telefonate. Un momento. C'era
signor Giovanni Di Fede che stava aspettando dalle 8 la Mamma mia! dalle 8. Signor Giovanni Di Fede, il mio amico, come lo chiamo sempre io, Gino Bramieri, una persona piena di cuore, piena di allegria, piena di simpatia. Un bacione forte forte al signor Di Fede, un applauso! Bene, ben ritrovati di nuovo negli studi della Ice TV, del